Onorevole Decio Terrana, coordinatore regionale dell'UDC. L'UDC scende in campo ad Agrigento con una propria lista, con quali obiettivi principali? L'UDC scende in campo ad Agrigento per portare avanti un processo nuovo nella vita politica locale, che è quello dell'equilibrio, quello del ragionamento, quello del confronto, cosa che abbiamo visto poco in questo periodo, perché si cercano solamente slogan, si cercano di mistificare le verità, si cercano di fare quella politica scandalistica che a noi non ci appartiene. Noi come UDC vogliamo portare quel senso di moderno ed essere moderati negli atteggiamenti, nel comportamento, nel confronto, perché durante il confronto si vede chi ha poi ragione o torto, perché nei confronti si deve avere il rispetto dei cittadini, non si può fare una politica scandalistica. Quando si fanno politiche scandalistiche non si ha il rispetto del cittadino. Oggi noi vogliamo riportare e ricondurre la politica a un equilibrio e al concetto di verità. Poi alla fine la gente decide chi votare, ma se non si fa un confronto serio, non si fa un confronto tra le parti dove ognuno possa esplicitare al meglio la propria idea di che città vuole. Io ritengo che Agrigento meriti un'amministrazione che possa ridare lustro alla città, perché si deve occupare dell'unica industria vera che ha Agrigento, è il turismo. Il turismo che deve essere portato avanti dando servizi, perché quando viene un turista qua e va via si deve portarsi un bel ricordo dove è stato servito, dove mangia bene, dove la gente viene rispettato dalla gente. Quindi questo è il concetto di un modello di società moderna, dove il turista si deve sentire a proprio agio. E noi lavoriamo per questo, per portare avanti un programma che veda al centro poi la famiglia, il giovane, perché nessuno parla, il lavoro, perché anche attraverso il turismo si crea il lavoro. Quindi la politica ha il dovere di creare i presupposti per le aziende, che possano poi portare benessere alla città e quindi di conseguenza anche lavoro per i giovani. Onorevole Terrana, il centrodestra è spaccato, voi avete deciso di appoggiare Alongi. Noi abbiamo deciso di andare su Alonce perché dopo un ragionamento, un confronto che c'è stato, un confronto serrato, perché alla valutazione ci sono stati tanti nomi che evidentemente non sono state disperse quelle forze politiche che volevamo mettere in campo. Sono tutti lì, chi fa l'assessore, chi si è candidato al Consiglio Comunale. Alla fine è stato il frutto di un ragionamento politico. Questo è il sale della democrazia, perché attraverso il confronto politico che c'è stato tra le parti, tra i partiti politici, è venuto fuori è venuto Dino, che devo dire l'abbiamo chiamato, non è candidato di Sembrone, di Filano, di Martino, ma è candidato di un gruppo di partiti che l'hanno scelto. E abbiamo chiamato una sera il candidato che poi, devo dire, si è preso un po' 48 ore di tempo per darci la risposta, e poi è stata una risposta, devo dire, positiva. Ma il nostro candidato sindaco, Dino, subito dopo ha fatto l'appello a tutto il centrodestra per stare assieme, per metterci tutti assieme e concorrere assieme. Non ci sono state le condizioni. Oggi noi stiamo difendendo Dino, che è un uomo di grande equilibrio, un professionista serio, una persona per bene, una persona che veramente non ha cattiveria, e quando parla lo fa notare, che ha una parola buona anche per gli avversari politici. E noi riteniamo che con l'equilibrio e con la forza politica di tutti i partiti che gli stanno attorno, di vincere questa campagna elettorale e di portare avanti un progetto positivo per il bene della collettività